Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla pillola del vostro magnetro veneziano. Oggi parleremo della magia dei vari colori, perché alcune persone mi hanno chiesto, che differenza c'è fondamentalmente fra la rossa, la bianca e la nera, no. Il vostro maglietto veneziano sta lontanissimo alla nera e accarezza sempre la rossa o la bianca. Poi prima di fare questo, il vostro maglietto vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Legare Maglietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, e naturalmente, vi ricordo anche che i link son sotto qui in descrizione e abbiamo anche il sito capitano.interviste.org dove in ultima pagina, cioè nelle shop, avete anche i servizi acquistabili del diagramma magnetico veneziano, oppure abbiamo i PDF e gli ebook gratuiti con tutte le istruzioni per gli oltre circa 100-150 circuiti radionici e quadranti radioestesici che il diagramma magnetico veneziano donano gratuitamente, no? Ne hanno già scaricati più di 150.000 per un totale più o meno di 2 milioni di circuiti e quadranti radioestesici donati all'umanità dal magnetico. Vi ricordo anche che Hildegard è uscita in prima mondiale con un suo libro cartaceo, La Genica Magica, in cui potete acquistarlo sui migliori bookstore online. È cartaceo, costa su 14 €, è abbordabilissimo il prezzo. Bene, parliamo un po', di queste soluzioni che vengono proposte nei vari gruppi, nei vari social che praticamente, ehm, la gente cerca. Cioè, la gente entra in un social, vede Pinco Pallino che offre in 7, 8, 10 giorni il miracolo, no, e dice alcune volte il colpo fortunato funziona, altre volte invece sono solamente delle luna park, dei grandi circhi equestri. Però la gente non si rende conto del pericolo di certi, operatori, perché certi operatori, per raggiungere e avere un certo merchandise, cioè praticamente certe entrate, giocano tra virgolette "sporco", nel senso che effettivamente hanno grandi poteri illusori, perché durano magari 20, 30 anni, ma poi bisogna passare il conto. Perché quando si usa la mano sinistra, per raggiungere dei scopi che non sono per raddrizzare, la mano destra, cioè nel senso vabbè che una mano lava l'altra, no, però, molte volte ci sono degli operatori o per ego o per ignoranza o perché, purtroppo il loro karma, no, usano esclusivamente, la magia nera, raggiungono sicuramente degli scopi interessanti, no, però, è una vittoria di Pirro, nel senso che poi c'è sempre un conto da pagare, perché questi geni bassi, che praticamente vivono quasi quasi a contatto con l'umanità, chiaramente loro scoprono che fan le cose gratis. E non è che se un operatore, fa un servizio, il committente non paga il doppio prezzo, perché prima di tutto, fra un operatore di magia nera e il suo genio c'è un contratto. Nella gerarchia dei geni praticamente il più grande di loro, fa un contratto con, questi operatori e in questo contratto chiaramente c'è un prezzo. Il prezzo è il corpo astrale eterico, che poi quando passerà di là diventerà, nel peggiore dei casi, un genio anche lui. Quindi cosa succede? Succede che quando una persona magari è disperata perché si è innamorata o ha perso la testa o insomma è giovane, no, o se non è giovane di età, è giovane a livello, mentale, nel senso che è rimasta a 14 anni anche se ne ha 50, e incontra uno di questi operatori, magari, a parte il prezzo che poi, magari si fa influenzare, nel senso, vuole raggiungere subito lo scopo, raggiungere la vetta in fretta senza tante fatiche, magari anche qualche euro in più e si butta. Il problema è che bisogna capire i danni collaterali. Quando una persona va vicino al voodoo, l'udù e tutte quelle cose che neanche il marietto gli sta lontano come la morte, il committente fa un contratto direttamente con, come si dice, l'esoterista, ma l'esoterista è legato a doppio filo al suo genio servente, Quindi cosa succede? Succede che
quando faccio un esempio molto semplice. Se io voglio raggiungere A, no, vado da un scusate, non educatore, vado da un, mago, che mi promette in 7 giorni che A torna. Questo mago usa i geni bassi, cosa succede? Succede che il genio basso ha fatto un contratto con il mago, lo fa subito tornare là, però dentro là c'è il genio basso. E se voi andate insieme a là, no, al signore A, cosa succede? Il genio basso, no, quindi entra anche dentro di voi. Quindi capite che a questo punto il contratto è fra quasi 3 persone: il maghetto nero, il signore A e voi non lo sapete. Ed è per questo che bisogna sempre star lontano a quella magia, perché, a parte che poi, tra virgolette, "la magia bassa", no, nera, non serve per far unire 2 persone, però purtroppo certi maghi usano questa coercizione bassa, no, tramite questi geni, no, che fanno coercizione, che non è una magica, è tutta un'altra cosa, fanno in modo che questa unione avvenga, anche se la magia nera non si usa per questa cosa qui. Però molti, tra virgolette, molti, maghi, per raggiungere in fretta l'audience o dei risultati brillanti, imbrigliano dentro, le anime. E quindi praticamente c'è una fetta, una schiera, una schiata, chiamatela poi come volete, di persone che in buona fede magari hanno visto dei risultati e, non è che adorano, ma stravedono per questi personaggi. Il problema è che non sono i personaggi che fanno il risultato, ma son questi geni che poi chiaramente passano a cassa a prendere il dovuto, e pagate anche voi. Quindi bisogna stare lontano dalla magia, nera. La magia bianca invece è esattamente l'opposto, no, però alcune volte, come in altre pillole ho spiegato, si sfora nel buonismo e allora lì bisogna stare attenti. Invece la rossa, che non è questione di amore, sentimenti, sesso, la rossa può toccare tutti e 2 i lati, in cui alcune volte bisogna usare la mano sinistra, alcune volte bisogna usare, la mano destra, ma questo è un altro discorso per altri. Bene, questo solamente per dire che alcune persone, se mi contattano, lasciate stare di chiedere a Marietto se può usare i geni bassi, magia nera, perché non è nelle mie corde, e la sconsiglio a tutti. Lasciate stare chi fa voodoo, udu e tutte quelle menate da circo equestre, perché alla fine c'è sempre un prezzo importante da pagare e alla fine pagate voi nella prossima incarnazione o quando andate nel mondo astrale. Bene cari amici, grazie di avermi ascoltato. Il vostro Marietto vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivermi di nuovo a Il Decado Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Face. Vi ricordo che questa sera alle 21:30 il The Garda, Sibilla Interattiva è gratuito. Grazie cari amici, alla prossima, ciao.